cittadini che hanno scelto di scegliere tutti noi come rappresentanti di questo partito e come coloro che devono avere in carico su di sé la funzione, l'impegno, il ruolo di portare avanti non un partito, ma un progetto attraverso questo partito, un progetto di società, un'alternativa. Quindi noi non siamo qui soltanto ad avviare una strada, un percorso che chiude le sue responsabilità e le sue funzioni all'interno del partito. Io penso che dobbiamo essere tutti consapevoli che ognuno di noi, per la parte per la quale è stato eletto, per la parte per la quale è stato delegato, ha su di sé una responsabilità che insieme, collettivamente, è la responsabilità di un progetto alternativo per la Sardegna. Io parto con dei ringraziamenti. È stato un lungo percorso quello che ci ha portato ad oggi, 13 novembre. Intanto sono passati oltre 11 mesi da quando il Partito Democratico in Sardegna si è privato con il commissariamento dei suoi organismi dirigenti, eletti con le primarie del 2007. E questo è successo per la prima volta nella storia dei grandi partiti popolari in Sardegna. Lo segno come una cesura, come un momento nel quale noi abbiamo rinunciato in qualche modo alla nostra autonomia. E io voglio lavorare perché questa cosa non debba più succedere. Non debba più succedere che il Partito Democratico in Sardegna, un grande partito popolare riformista, che ha le sue radici nell'autonomia, si trovi a dover essere commissariato, a rinunciare alla propria autonomia. Penso che noi siamo in grado di condurre una grande forza politica riformista e popolare da soli, con le nostre capacità, con le nostre competenze, con le nostre risorse umane che sono tante e importanti. Io non voglio discutere le responsabilità che sono di molti di noi, me compreso, ma voglio guardare all'oggi e al domani. Non voglio rifiutare, se necessario, di assumere come un impegno tra di noi anche lo sforzo di una sintesi comune sugli avvenimenti che si sono succeduti negli ultimi anni. Però penso con convinzione che dobbiamo considerare il percorso congressuale come un indizio degli elettori democratici che ci dicono in quale direzione andare senza voltarci più indietro. Penso che dobbiamo essere intelligenti, coltivare anche il giudizio del dubbio su ciò che è avvenuto e su ciò che avverrà. Quel dubbio che lo scrittore argentino Borges diceva essere uno dei nomi dell'intelligenza. Però dobbiamo anche credere fermamente alla democrazia, alla scelta consapevole degli elettori, al rispetto di un indirizzo che ci viene dato. Quello che abbiamo fatto in questi mesi, ha ragione Amalia, è un lunghissimo congresso che ha visto la partecipazione di oltre 15.000 iscritti e più di 107.000 elettori sardi, che hanno scelto tra linee politiche distinte, questo sì, però dentro una chiara appartenenza ad un unico partito. E nessuno tra di noi che abbia già deciso, come qualche dirigente nazionale che l'ha annunciato ad urne di primarie appena chiuse, di andare via dal Partito Democratico come conseguenza del risultato elettorale. Qui non è successo, è solo previsto che qui non succederà. Perché noi abbiamo scelto di essere un partito aperto, di confrontarci su idee anche duramente, ma di confrontarci civilmente sui contenuti. E oggi celebriamo quindi un punto a nostro favore, segnato grazie alla nostra qualità dirigente, alla nostra lealtà politica, alla nostra capacità democratica collettiva, e per questo ringrazio i miei colleghi candidati per il loro impegno, per la vitalità che hanno suscitato e per lo stile e la volontà unitaria che hanno testimoniato e dimostrato sin da